sei della laguna, candido tu sei guida sicura. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, della speranza, della gioia e della vita, sia con tutti voi. Per noi è domenica, è la nostra Pasqua settimanale. Ci troviamo insieme ad ascoltare la parola, a spezzare il pane. E all'inizio di questa Eucaristia, nel canto, domandiamo perdono del nostro peccato. In excelsis Deo.
Preghiamo. O Dio, che hai promesso di stabilire la tua dimora in coloro che ascoltano la tua parola e la mettono in pratica. Manda il tuo Santo Spirito perché ravvivi in noi la memoria di tutto quello che Cristo ha fatto ed insegnato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive, regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati. Poiché Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene allora di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e Barnaba, Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli. E inviarono tramite loro questo scritto: gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dai pagani, salute. Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene perciò, tutti d'accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi, insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch'essi a voce queste stesse cose. È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi, di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene. Parola di Dio. Insieme diciamo: ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente nella gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come una gemma di diaspro cristallino.
È cinta da grandi e alte mura con 12 porte. Sopra queste porte stanno 12 angeli e i nomi scritti, i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. A oriente 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte e a occidente 3 porte. Le mura della città poggiano su 12 basamenti, sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. In essa non vidi alcun tempio. Il Signore Dio, l'Onnipotente, è l'agnello con il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna. La gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'agnello. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà. Noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, Lui vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore, non abbia timore. Avete udito che vi ho detto, vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando verrà, voi crediate. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Tempo di Pasqua, tempo che ci viene regalato per poter da una parte contemplare quello che è il fondamento del nostro essere di Cristo. Gesù Cristo crocifisso, morto e risorto. Se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede. Ma noi crediamo che in Cristo la morte è sconfitta. Niente e nulla di quello che noi siamo, niente e nulla di quello che siamo va perduto. Niente e nulla. Tempo di Pasqua, memoria, ma anche attesa
dello Spirito Santo, per una rinnovata Pentecoste. Allora mi piace pensare che il Vangelo di oggi ci invita veramente a preparare il nostro cuore a questa nuova Pentecoste. Ed è perché Gesù va al Padre che ci viene donato lo Spirito Santo, quello Spirito che agisce dentro la storia. Mi piace ricordarlo. E per potenza di Spirito Santo, che questa parola che noi questa mattina abbiamo ascoltato diventa non una parola scritta 2000 anni fa, ma è qui, per me, per te, parola di Dio. È Dio che parla al mio cuore. Che cosa ci portiamo a casa di questa parola? Per potenza di Spirito Santo. E lo Spirito Santo che agisce, fra qualche istante su quell'altare, pane e vino, si trasformano nella presenza reale di Cristo. Prendete e mangiate, prendete e bevete, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, la mia vita. E per potenza di Spirito Santo, che persone deboli come noi hanno il coraggio di testimoniare fino al dono della vita la propria appartenenza a Cristo. Non è una cosa umana. E per potenza di Spirito Santo, che la Chiesa è presente come strumento nelle mani di Dio, perché se fosse solo, tra virgolette, cosa degli uomini, la nostra Chiesa sarebbe già chiusa. Per potenza di Spirito Santo che agisce. Allora è lo Spirito Santo che ci permette di essere pienamente di Cristo, con Cristo e per Cristo. E mi piace pensare che dentro il nostro cuore siamo chiamati a trovare la presenza di Dio. Ci sono due verbi che ci vengono regalati oggi. Il primo verbo è osservare, che non è un osservare in maniera scrupolosa la legge, ma quel verbo dal greco ci dice che significa custodire, guardare, avere cura, conservare. Allora, noi che tentiamo di credere abbiamo bisogno di conservare, prendersi cura di questa parola che è dentro di noi. È fondamentale curare la nostra esteriorità, per l'amor di Dio, ma è ancora più fondamentale curare la nostra interiorità. Secondo verbo che ci viene regalato, questo consolare. Dio ci consola, significa stare con chi è solo. Ed è interessante che nel momento in cui io faccio questa esperienza, poi riesco a essere anch'io consolatore verso chi mi sta accanto. L'esperienza del cristianesimo sta tutta qua. Do perché ho ricevuto. Divento dono perché ho ricevuto qualcosa in cambio. Questa è l'esperienza del cristiano. Allora concludiamo chiedendo al Signore di aiutarci a curare la nostra interiorità. Penso a un grande santo, Sant'Agostino, che diceva: ti ho cercato ovunque, Dio, nelle meraviglie del creato. Ti ho cercato ovunque, poi ho scoperto che eri dentro il mio cuore. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra fede. Domando a me stesso e a voi: credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risorto dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci vogliamo di professarla in Gesù Cristo, nostro Signore. Eleviamo al Signore la nostra preghiera e insieme diciamo: ascoltaci, o Signore. La tua parola, o Padre, sia sorgente di saggezza per i pastori della Chiesa. Ad essa possano attingere per fare scelte equilibrate e sagge per il cammino sinodale delle chiese locali. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. La tua parola, o Padre, sia come fuoco vivo che brucia ogni scelta orientata all'egoismo e accenda il desiderio di amare te e il prossimo nel cuore di coloro che ci governano, così che operino scelte coraggiose a favore del bene comune, anche se controcorrente. Noi ti preghiamo. La tua parola, o Padre, renda sempre più docile il cuore di chi, sofferente, è adirato con la vita, sappia vedere la propria sofferenza nella prospettiva della croce salvifica. Noi ti preghiamo. La tua parola, o Padre, ci doni il desiderio di annunciare e vivere il Vangelo del tuo Figlio. Cresca nelle nostre comunità l'amore per tutto ciò che tu ami e che hai rinnovato con il sacrificio della croce di Gesù. Noi ti preghiamo. Nel silenzio del nostro cuore vi invito a pregare per la pace nel mondo. Dio misericordioso, forte, che annienti le guerre e abbassi i superbi, allontana al più presto da noi, dall'umanità, orrori e lacrime, perché tutti possiamo essere chiamati veramente tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Ricordo che le offerte, anche in questo periodo di pandemia, per decisione dell'Arcivescovo, vengono raccolte dopo la comunione. Grazie di cuore.
preghiamo insieme, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Salgano a te, Signore, le nostre preghiere insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, soprattutto esaltarti in questo tempo, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato, immolato sulla croce più non muore, e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo unanime l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione,
Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Mio Signore, mio Dio, aumenta la nostra fede. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mio Signore, mio Dio, aumenta la nostra fede. Mistero della fede. Padre, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, la tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore. Noi con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri, i diaconi. Ricordati, Padre, anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Don Fausto, Don Silvano e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Rita e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per ipsum cum ipso et in ipso, est ibi Deo Patri Onnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor e gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Nos dimitibus, debitoribus nostri, et ne nos
nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi dono la mia pace. Non guardare i nostri peccati e i nostri errori, ma la fede della tua Chiesa. E dona la pace e gioia, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Con lo sguardo ci scambiamo il dono della pace. Ecco l'anello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano per la vita eterna. Per la comunione rimaniamo al nostro posto, chi lo desidera fare rimane in piedi, altrimenti può accomodarsi.
Preghiamo. Dio Onnipotente, che nella risurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i frutti del sacramento pasquale ed infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza per Cristo nostro Signore.
O Signore, noi ti adoriamo di fronte a questo mare, che tu anche per noi hai creato. Ti ringraziamo per averci donato con la vita, la passione, per le cose buone, belle e vere. Dirigi tu, o Signore, i nostri passi, difendi il nostro cammino. L'aiuto della tua grazia ci renda vittoriosi di tutti i pericoli del corpo e dell'anima. A noi dona, o Signore, un cuore semplice, che non si ripieghi di assaporare le proprie tristezze. Un cuore fedele e generoso, che non dimentichi alcun bene e non serbi rancore di alcun male. Un cuore grande, che nessuna ingratitudine possa chiudere e che nessuna indifferenza possa stancare. Fa, o Signore, che nella visione serena di una laguna tranquilla noi sentiamo un anelito verso il cielo. Nello sconfinato orizzonte del nostro mare, che noi vediamo lo splendore della tua bellezza ed onnipotenza. Fa, o Signore, che nella solitudine della notte noi sentiamo la tua presenza. Amen. Signore sia con voi. Per intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, Madonna di Barbana, vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Nell'augurarvi la buona domenica, volevo avvisarvi che all'esterno della Basilica troverete gli amici dei portatori della Madonna, che desiderano con voi e con noi tutti condividere un sogno, acquistare una nuova miraglia. C'è una lettera che vi vogliamo dare, consegnare, per poterla leggere e meditare insieme. Un sogno da condividere, un sogno per portare avanti le nostre tradizioni. Un ringraziamento alla corale, sia lodato Gesù Cristo.
va scorrendo sul placido mar, a te manda un festevole grido, con amico sul far. Vuoi smeraldi che bimbi olivetti, sono i figli a lontano stranier, sono sempre più dolci vignetti, nuova fonte di vita e piacer. Delle muse, sorriso, il sapere, e colto il dolor, sì, dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. L'amistade che viene dal cor. Delle muse, il sorriso, il sapere, e colto il dolor, sì, dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. Ombristia che lungo il tuo rido va scorrendo sul placido mar, a te manda un festevole grido, con amico sul far. Vuoi smeraldi che bimbi olivetti, sono i figli a lontano stranier, sono sempre più dolci vignetti, nuova fonte di vita e piacer. Delle muse, il sorriso, il sapere, e colto il dolor, sì, dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. L'amistade che viene dal cor. Delle muse, il sorriso, il sapere, e colto il dolor, sì, dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor.
Scusate, brava gente, voi siete di qua? Sprechen Sie Deutsch? Se parliamo tedesco. Tedesco no proprio, ma italiano sì, siamo di qua. Ma come mai tedesco non proprio e italiano sì? Dovrebbe essere l'incontrario, eravate sotto l'Austria. Sotto l'Austria non siamo più dal 1918, 100 anni fa e anche più. Gli austriaci sono andati via dopo la fine della Grande Guerra e dopo si arriva dall'Italia, ufficialmente con la firma del Trattato di Rapallo del 1920, tra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Bisogna anche dire che prima dell'Austria qua era Venezia. Non ti capisci il Leone della Serenissima sul campanile? Appena dopo si arriva dall'Italia. Comunque guarda, gli italiani si sono sbarcati proprio qua, su questo molo dove che adesso passeggiamo. Mio nonno mi contava che si arriva di qua con un sommergibile che si chiamava Troppo. Davvero? Sommergibile? Sì, una volta qua era tutto diverso. Esisteva solo questo molo, dove che ormeggiava i piroscafi, che veniva da Trieste. E avanti la Cesa era il municipio. Nel 1924 il municipio si andava distrutto in un incendio e noi avevamo perso gran parte della nostra storia. Quella volta tutta la comune di Umago aveva 6.000 abitanti e tanti di loro stavano proprio qua a aspettare quel 4 novembre 1918 che arrivi il sommergibile italiano. Però era tanta miseria, non era né pan, né riso, né niente, mancava tutto. E conta anche che era la spagnola, sia qua che torna un mago. Per fortuna che con la fine della guerra tutto è tornato alla normalità, la gente ha ricominciato a lavorare. Ma vieni in riva che ti mostriamo una roba. Molto volentieri! Quella volta non era neanche possibile pescare. In tempo di guerra gli austriaci avevano requisito tutti gli arnesi, spaghi, redi, remi e anche le barche. Lungo la costa c'era dei cannoni e tanti esplosivi. Precisamente 2 obici del 420 mm in punta Salvora. E tu chi sei? Tranquilla, sono un amico e potrei raccontarti ancora tante cose. Grazie mille, mi incuriosisce molto questa storia. Ma ditemi, quando gli italiani arrivarono, cosa fecero? Dove andarono? Beh, per prima roba, il si è assicurato della situazione in città e il podestà De Franceschi li ha ricevuti ufficialmente. Dopo, alcuni sono stati qua, altri invece sono partiti per Buie. Per buie? Sì, Buie. Al tempo Buie era il distretto giudiziario del territorio. Si trova a circa 15 km da Umago verso l'interno, su una piccola collina. E dopo Buie? Beh, dopo Buie non si sa. Alcuni dicono che sono andati in città nuova, altri invece dicono che sono andati sempre là, però via mar da Parenzo e non via terra per Buie. Quindi non si sa. Certamente, quando non si hanno le fonti è difficile ricostruire la storia. Ma vedo che voi siete ben informati. Sapreste dirmi quindi che cos'è questo edificio dietro di noi? Questo era l'Albergo Roma, proprietà di uno dei tanti volontari redenti di Umago. Si chiamava Romano Manzutto. Sì, e pensa che lì era l'aiutante del volo di D'Annunzio e dopo la prima guerra mondiale e faceva su e giù tra Umago e il Vittoriale. Grazie mille, è stato molto interessante ascoltare tutti questi vostri racconti. È sempre bello fare un tuffo nel passato. Non c'è di che, torna di nuovo nel 45, 2045. Oh mio Dio! Ufficialmente con la firma del Trattato di Rapallo del 1920 tra il Regno dei Serbi, d'Italia, Croati e Sloveni. C'è da dire anche che prima della... No, cosa devo dire? Anche qua si è arrivati con un sommergibile. No, me contava che qua si è arrivati con un certo sommergibile. Non ce la faccio. Scusami, cosa
Sorge il naso, per cui è volato via il controller. Ma sì, le barche. ma no. Vai. Lungo la costa era dei cannoni e tanti esplosivi. E tanti esplosivi. Precisamente 420. Costa era dei cannoni e tanti esplosivi. Mi fai? Leo! E potessi contarti ancora tante robe. E potessi contarti tante altre robe. Grazie mille, mi interessa molto la... E tu chi sei? Sono un amico, cioè, Tranquillo. robe si assicura anche la situazione in città, della situazione in città. Dopo, invece potessi... Dirà questa frase, ci sarà la ripresa del leone lì sul campanile, che avevamo già fatto e che lui aveva già detto. Ok, quindi lui qua era Venezia, taglia. Sì, taglia. Un saluto a tutti, io sono Davide Circotta, ho 28 anni, vengo da Circotti, un paesino molto piccolo vicino a Piemonte d'Istria, nel comune di Grisignana. Sono un insegnante di pianoforte, mi sono laureato presso l'Accademia di Musica di Zagabria ed ora lavoro presso la Scuola di Musica di Albona, Matko Brajša Rašan. Sono oltretutto un arrangiatore e un direttore di cori. Lavoro presso la comunità degli italiani di Grisignana già da qualche anno, sia come direttore del coro della comunità Grisium, appunto, sia come insegnante di pianoforte. Il mio talento l'ho scoperto a 9 anni in un concerto di musica classica a Piemonte d'Istria e mi ricordo che mi dissi che anch'io avrei voluto suonare così come suonavano all'epoca. Per il CD ho scritto canzoni, composizioni proprie, solamente canzoni proprie e spero che verranno apprezzate e spero che vi piaceranno così come è piaciuto a me scriverle. Ogni viaggio è soprattutto un ritorno. Si torna sempre per guardarsi allo specchio. A volte fa male, spesso consola. Tornar. Ed è con questo spirito che dopo 60 anni siamo qui, stasera, a riportare la vita tra le macerie di un mondo che non c'è più.
È per questo che siamo tornati questa notte a Piemonte d'Istria. Come una luce che torna a incendiare la sera, come la nave ritorna alle sponde del mar, come la volpe alla tana, come il bagliore alla luna, come un sorriso ritorna in un attimo, come un amico che torna da un posto lontano, come al tramonto ogni volta si affaccia un dolore, come un ricordo alla mente o il sogno più ricorrente, come la vita ritorna in un battito, tornare sulla strada, tornare quando viene la sera, tornare non vuol dir nostalgia o inseguir la chimera, tornare sui tuoi passi, tornare a quel vecchio paese. Sarà solo malinconia o l'esilio del cuore, per una volta ancora la vita tornerà, per una notte ancora tornare. Qui ogni pietra custodisce una storia, ma le storie più belle appartengono a quelle pietre che non ci sono più. Che quelle pietre possano diventare parole, costruire nuove case in questa notte a Piemonte d'Istria. Sarà solo malinconia o l'esilio del cuore, per una volta ancora la vita tornerà, per una notte ancora tornare, tornare, A Spalato, terza ed ultima giornata della visita in Dalmazia, non è ancora albeggiato. Le luci della città si riflettono nel mare antistante la riva, dove tra non molto attraccherà la nave proveniente da Zara. Ad attendere la nostra delegazione c'è un gruppo di connazionali i quali, seguendo l'esempio degli zaratini, il 7 novembre hanno creato le basi per la costituzione di una comunità degli italiani. Questo primo incontro conoscitivo è servito sicuramente molto ai connazionali spalatini per rendersi conto di quelle che sono le procedure che consentiranno l'apertura vera e propria di un sodalizio.
Già nel corso di un incontro al viceconsolato, dove è stata ricevuta dal cancelliere Pietro Carmelo Tuminelli, che ha sostituito il viceconsole Sciutto, assente sembra per impegni inderogabili, la delegazione ha fatto presente la necessità di trovare quanto prima una sede dove potersi trovare ed iniziare le prime forme di attività. Momentaneamente gli italiani che si sono iscritti alla comunità sono appena una quindicina, ma stando ad alcune stime i connazionali residenti a Sparato sono circa 200. Un numero niente male per poter cominciare. Ma se anche in questo lembo di terra dalmata è sorta una nuova comunità degli italiani, gran parte dei meriti vanno ascritti all'avvocato Mladen Čulić dal Bello. Beh, io potrei dire solamente qualche, non parolina, poche cose. Infatti il 7 novembre ci siamo trovati insieme, ci siamo radunati una decina di persone, cioè in realtà 16 persone, abbiamo deciso di costituire una piccola comunità, cioè formalmente costituire la comunità piccola italiana, però dico che questa comunità esisteva di fatto già e secondo me questo raduno che è stato il 7 novembre era una conferma di stato di fatto, e volevamo solamente decidere se, cioè e quando chiede la registrazione della nostra comunità, con la speranza che sarà esaudita la nostra richiesta. Ecco.